Lunga e emozionante visita di Papa Francesco a Verona, all'arrivo e la ripartenza dallo stadio Bentegodi, dove ha celebrato la messa di fronte a 31.000 persone. Lo Spirito Santo è armonia, è il contrario della guerra, ha detto Papa Francesco. Dall'arena l'appello alla pace di associazioni e attivisti, l'immagine simbolo, l'abbraccio di Francesco a due amici, un israeliano e un palestinese che hanno perso i familiari nella guerra in Medio Oriente. Non cedete allo sconforto, il pontefice di fronte ai detenuti del carcere di Montorio, dolore per i suicidi in cella, poi il pranzo comunitario. In mattinata l'incontro con il clero a San Zeno, tenere il Signore al centro e nel confessionale perdonate tutto. Ai ragazzi l'appello ad andare controcorrente per fare del bene. Il maltempo, vigili del fuoco, protezione civile, volontari, si lavora ancora incessantemente nelle zone colpite dall'alluvione dei giorni scorsi, migliaia di interventi, danni per milioni. È stato riparato nella notte l'argine del Muson dei Sassi a Rustega di Campo San Piero. La rottura ha provocato gravi allagamenti e l'allontanamento di alcune famiglie, lavori a tempo di record. Stamane a Jesolo il funerale di Roberto Basso, il tabaccaio ucciso nella sua abitazione. In tanti si sono stretti alla famiglia per l'addio ad un uomo per bene, la cui morte è ancora un mistero. Nuova incursione in Val Soldana dell'orso, che è tornato a cibarsi di miele, colpito un altro apiario del medesimo apicoltore danneggiato 2 notti fa. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la storica visita del Papa a Verona, che Antenna 3 ha seguito in diretta per tutta la giornata con la nostra lunghissima edizione straordinaria partita questa mattina alle 7 in 31.000 allo stadio Bentegodi per assistere oggi pomeriggio alla messa celebrata dal Pontefice. Lo stadio Bentegodi si riempie un po' alla volta durante la giornata, mentre Papa Francesco completa il pranzo con i detenuti al carcere di Montorio e si ferma in Vescovado per una breve visita all'anziana madre del vescovo Pompili. Da Porta Palio spunta la 500 del Santo Padre. La 500 bianca che porta Papa Francesco allo stadio Bentegodi. Vediamo se riusciamo a farci fare un saluto dal Papa alzato, vedete la mano. L'entusiasmo allo stadio cresce. Siete tutti voi, ma non mi interessa da quest'oggi in poi, ogni mio respiro sarà per voi. Avete portato i vostri ragazzi qui? Sì, siamo tutti 4. Siamo stati in arena stamattina, sì, e poi siamo venuti qua in processione, a piedi. Il pontefice fa il suo ingresso, un lungo giro per stringere mani, accarezzare volti, poi la celebrazione di Pentecoste inizia. Lo Spirito Santo ci dà il coraggio di vivere la vita cristiana. Tante volte troviamo cristiani che sono come l'acqua tepida, né caldi né freddi, no? Gli manca coraggio. Lo Spirito fa l'armonia della Chiesa, ognuno differente all'altro, ma in un clima di armonia. Insieme lo Spirito ci fa l'armonia, insieme lo Spirito ci fa l'armonia. Il contrario dell'armonia è la guerra, è lottare uno contro l'altro. A concelebrare i vescovi e il patriarca di Venezia. Grazie per l'Evangelii Gaudium, che lei non ha semplicemente scritto, ma che lei incarna alla perfezione con il suo modo di essere, la sua freschezza imprevedibile, la sua creatività sempre spiazzante. Alziamoci per camminare nel nostro tempo, per costruire la pace, per confessare la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo, l'unico Signore della nostra vita. Amen.
E dallo stadio Bentegodi, dove il Papa ha iniziato e concluso la sua visita a Verona all'Arena, Arena di Pace 2024. L'immagine simbolo, l'abbraccio a due imprenditori, uno israeliano, l'altro palestinese, che in guerra hanno perso i propri cari. L'abbraccio di Papa Francesco all'israeliano Maoz Zinon e al palestinese Aziz Sarah è l'immagine simbolo, il messaggio più forte che si è levato dall'Arena di Pace 2024. Il primo ha perso i genitori per mano di Hamas, il secondo il fratello per mano invece dell'esercito israeliano, ma questo non ha impedito loro di diventare amici e collaboratori. Il nostro dolore, la nostra sofferenza ci hanno avvicinati. Ci hanno portato a dialogare per creare un futuro migliore. Siamo imprenditori e crediamo che la pace sia l'impresa più grande da realizzare. L'Arena in piedi li applaude, il pontefice chiede un minuto di raccoglimento e preghiera. Davanti alla sofferenza di questi due fratelli, che è la sofferenza dei due popoli, non si può dire nulla. Non si può dire nulla. L'Arena di Pace torna dunque a riunirsi. Sul palco Amadeus, Francesco dialoga con le varie realtà della società civile, dell'associazionismo, dei movimenti popolari presenti in Italia. Si susseguono le testimonianze video e in presenza. Lei è un uomo di pace e lei può fare molto. Auguro a tutti, con le parole di Don Tonino Bello, di essere malati di pace. Questa è una patologia da cui nessuno di noi deve guarire. Grazie Papa Francesco. L'individualismo è all'origine delle dittature, accusa il Papa, che invita a non avere paura dei conflitti. Fanno parte della nostra vita, sono fisiologici, quando non travalichino la soglia della violenza. Quindi non averne paura dei conflitti, benvenuti per risolverli. Agire come comunità, dare voce ai piccoli, bambini, anziani. Stiamo attenti con i vecchi. I vecchi sono saggezza. Non dimentichiamo questo. Io lo dico con dolore. E questa società tante volte nasconde i vecchi, abbandona i vecchi. A cantare per Papa Francesco c'è anche la trevigiana Erika Boschiero. Un'emozione grande per quello che rappresenta, soprattutto in questo momento storico, perché credo sia l'unico capo di Stato che ha veramente preso una posizione per la pace attiva, no? Ed è una posizione scomoda forse per certi versi. La pace, conclude Francesco, la creano i popoli. Sono sempre sogni a dare forma al mondo e sogna chi ti dice che non è così. E sogna chi non crede che sia tutto qui. E stamane Papa Francesco ha incontrato e pranzato con i detenuti del carcere di Montorio. L'appello del pontefice, che ha parlato anche della situazione del sovraffollamento carcerario, rivolgendosi anche ai suicidi. Gerbere variopinte in mano ai detenuti alzate al cielo per salutare Papa Francesco, che ha varcato il cancello del carcere di Montorio intorno alle 12. Ad attenderlo le guardie carcerarie e il personale, i detenuti che lo hanno accolto nel campo sportivo dell'istituto. Un abbraccio di tutti nel segno della speranza. Il pensiero di Papa Francesco è andato subito alle difficoltà nelle carceri e al sovraffollamento. Per questo voglio dirvi che vi sono vicino e rinnovo l'appello specialmente a quanti possono agire in questo ambito affinché si continui a lavorare per il miglioramento della vita carceraria.
Poi ha parlato dei suicidi in carcere. Ho appreso con dolore, ha detto, che recentemente qui alcune persone, in un gesto estremo, hanno rinunciato a vivere. È un atto triste questo, a cui solo una disperazione e un dolore insostenibili possono portare. Perciò, mentre mi unisco nella preghiera alle famiglie e a tutti voi, voglio invitarvi a non cedere allo sconforto, a guardare la porta come la porta della speranza. Non dimenticate, Dio perdona sempre e perdona tutto. Tutti abbiamo diritto a sperare, al di là di ogni storia e di ogni errore o fallimento. È un diritto, la speranza, che mai delude, mai. Le parole della direttrice Francesca Gioieni: tra queste mura la vita scorre, non si ferma. Una cosa è certa, che il passato di tutte queste persone, di queste donne e questi uomini è certo, c'è già stato, e il futuro invece va costruito. Nel futuro bisogna continuare a credere per non perdere la speranza. A nessuna di queste persone va negata dignità e umanità. La nostra missione, ha aggiunto, è intercettare e accompagnare dei percorsi di vita. La voce dei detenuti è stata affidata al più giovane, Leonardo, 22 anni, che dice: siamo uno spaccato del mondo, ci sentiamo esclusi dalla società civile. Speriamo tanto che questa sua presenza, santità, apra i cuori e le menti del mondo esterno per accoglierci come liberi cittadini, dopo che avremo riparato agli errori commessi. Poi i doni a Papa Francesco, che commosso ha salutato tutti con un abbraccio unico, immenso. Fra loro non c'era, come annunciato, Filippo Turetta, rimasto all'interno, sorvegliato a vista per le sue condizioni psicologiche. E andiamo all'inizio della visita di Papa Francesco a Verona, dopo l'arrivo in elicottero, l'incontro in Basilica di San Zeno con il clero e i ragazzi. Benvenuto, bentornati in Veneto. Bentrovati tutti. Vai Fabrizio. Grazie. Grazie. Città dell'amore e della pace questa. Sì. Grazie. Il ritorno in Veneto dopo 20 giorni, da Venezia a Verona. Sono le 8 quando il Papa atterra al Bentegodi. Giustizia e pace si baceranno, l'intitolazione e l'auspicio della storica visita. Spero che si traduca in un impegno per il futuro, una responsabilità per Verona di essere un luogo di dialogo, di ascolto, di incontro e di far nascere anche qui quel seme per la pace che tutti auspichiamo e che mi auguro che oggi dall'Arena esca forte. Speriamo che questo possa essere un segnale di pace non solo per Verona e per l'Italia, ma per tutto il mondo. Questa sua visita per noi è stato un dono per quel che riguarda la gioia del Vangelo e il dono della pace. Grazie. Come vi aspettate di ripartire dopo questa visita? Sicuramente con ancora maggiore entusiasmo e poi con altre prospettive che vogliamo portare in campo. Il Santo Padre raggiunge San Zeno, patrono della città, di cui si celebrano i 1650 anni dalla morte. Lo attendono in migliaia. Eravate qui alle 5 a cercare un parcheggio. Alle 6 esattamente siamo arrivati. Da dove arrivate? Monteforte d'Alpone. È bello essere qui oggi. È una gioia, veramente. Non perdiamo il ricordo dello stupore della chiamata del Signore, dice Francesco davanti al clero riunito a San Zeno. Ci serve una chiesa che sappia cogliere i segni del nostro tempo. Audacia, coraggio, capacità di incominciare, capacità di rischiare. A tutti, lo ripeto, a tutti dobbiamo portare la carezza della misericordia di Dio. Si rivolge ai sacerdoti, ministri nel confessionale del sacramento della penitenza. Per favore, che non sia una seduta di tortura. Per favore, perdonate tutto, tutto. E perdonare senza far soffrire. Perdonare aprendo i cuori alla speranza. Nel sagrato il dialogo con quasi 7.000 bambini e ragazzi accompagnati da genitori e catechisti. Noi ragazzi di terza media che stiamo facendo la festa del passaggio, come possiamo mantenere la fede nei momenti di difficoltà e non avere paura di fare scelte controcorrente? Bravo. Sentite una cosa, non avere paura di andare controcorrente se voi volete fare una cosa buona. Avete capito? Sì. E dobbiamo avere paura di andare controcorrente?
Il Santo Padre lascia a San Zeno alle sue spalle la gioia dei tanti, a partire dai più piccoli. Gli ho detto ciao. Ciao. È simpatico? Sì. A che ora vi siete alzati? Vi siete svegliati? Alle 5. Alle 5. Sei felice di questa giornata? Sì. E tu sei felice? Sì. Mi fate un ciao a Papa Francesco? 1, 2, 3. Ciao! E chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla visita del Pontefice a Verona. Torniamo a parlare di maltempo. Proseguono senza sosta gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile nelle province di Padova e Treviso per i danni dell'ondata di maltempo che ha interessato la nostra regione. In provincia di Padova le squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando ancora principalmente a Campo San Piero. Qui siamo nel Trevigiano, le immagini che vedete sono relative invece agli interventi a Casale sul Sile, Silea e Casier. Sul posto sono anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza per recuperare delle imbarcazioni affondate nel Sile. Dicevamo del Padovano, operazioni anche di svuotamenti nei piani interrati a Massanzago, Campo San Piero, Montagnana e Montegrotto, e numerose appunto interventi nella Marca. Oltre a quelli che state vedendo nelle immagini, continuano ad essere numerosi gli interventi nella Castellana, in particolare ad Asolo e Castelfranco, per lo svuotamento dei locali che sono stati allagati dall'acqua e per le frane e gli smottamenti. La situazione più difficile quella a Campo San Piero, dove appunto l'altra notte il Muson dei Sassi ha rotto gli argini che ora sono stati riparati. Vediamo. Il giorno dopo l'argine del Muson dei Sassi è riparato, siamo tornati sul posto e i 30 metri sfondati dall'acqua sono stati ripristinati con un lavoro durato quasi tutta la notte. In mattinata è stato riaperto alle auto anche il ponte che collega Rustega con Campo San Piero. Per mettere in sicurezza la zona dell'esondazione è stato schierato un modulo specializzato dei Vigili del Fuoco in pompaggio ad alta capacità, con 3 pompe utilizzate anche nelle missioni internazionali. I residenti sperano che ora l'argine sia più solido. Speriamo sì che sia definitiva la cosa e poi stiamo a vedere la settimana prossima che è previsto un peggioramento meteo. Preoccupazioni? Parecchio, tuttora anche. È venuto qui insomma per vedere anche per cosa stanno facendo? Sì, la curiosità è tanta. Le pare che abbiano fatto un buon lavoro? Speriamo, non me ne intendo, ma speriamo. Speriamo che sia una cosa definitiva, perché è già la terza volta che rompe l'argine qua. L'altra volta ha rotto su all'Oreggia 2 volte e questa volta qua speriamo bene, perché 3 volte alluvionati non è una bella cosa, penso, per nessuno. Ha preso paura lei venerdì notte? Beh, certo che sì, io ero fuori come protezione civile. Una cosa che non è stata fatta è che bisognava avvisare la gente. Io sono passato suonando campanelli, suonando il clacson della macchina per attirare la gente e fare uscire, perché tutti stavano dormendo, non sapevano della situazione che c'era, cioè che l'acqua stava correndo dappertutto. Cioè era già sott'acqua quando io sono andato a svegliarli. Nella mia zona siamo stati senza corrente, comunque siamo ancora i più fortunati. Adesso hanno chiuso qui l'argine, questa è una cosa positiva? Speriamo che serva anche da imparare come comportarsi un po' tutti. Dal Padovano al Vicentino, l'area collinare colpita da numerose frane. Siamo andati a Barbarano Mossano nella Valle dei Mulini. Vediamo. Io sono nata qui, sì che vedere questa grande devastazione mi ha letteralmente distrutto. È quello che resta del cortile invaso da una valanga di massi trascinati dal torrente, il boato in piena notte che sembra quasi un terremoto. Tutto succede in pochi istanti. Stavo dormendo e improvvisamente ho sentito questo grandissimo frastuono, non mi rendevo conto di cosa poteva essere, perché giustamente le disgrazie così accadono sempre di notte, non ti rendevi conto con il buio cosa stava succedendo. E mi sono affacciata alla finestra e ho visto questa frana
immensa, frana, detriti, sassi, un mare di acqua che mi entrava. Praticamente il ruscello, invece di essere nella propria sede, attraversava il cortile e mi portava dentro di tutto. Si vede benissimo l'acqua dove arrivava sul muro della casa. La forza dell'acqua, del torrente che devia il suo corso e si fa largo nel cortile, arriva fino a 1,5 metri di altezza, trascinando con sé detriti staccati dal terreno franato in collina poco sopra rispetto alla casa che una volta era un mulino. Il buio, il cancello bloccato dalle enormi pietre spinte dalla furia dell'acqua, la disperazione, la richiesta d'aiuto al fratello. Ho chiamato mio fratello perché giustamente lui è arrivato subito, non riusciva neanche ad aprire il cancello perché il cancello faceva praticamente da barriera. In qualche modo, non so come abbia fatto, probabilmente scavalcando è entrato, è riuscito a mettere in salvo le nostre bestiole. Abbiamo due occhi bianchi che ci fanno da guardia nel cortile e poi è riuscito a aprire il cancello. Aprendo il cancello l'acqua si è svuotata. L'alveo non era come adesso, era tanto più basso di adesso. Queste cose qua non c'erano, se viene un'altra alluvione qua si crea un tappo che creerà un altro disastro. Mulino che rappresenta radici e origini per molte famiglie di mugnai in quest'area di Mossano, turisticamente conosciuta proprio per essere la Valle dei Mulini. Fiore all'occhiello del territorio con i suoi percorsi in mezzo alla natura, la valle si ritrova ferita, non è stata risparmiata dall'ondata di maltempo. Il Barbarano Mossano diciamo che ha avuto questi danni qua, in questa località qua in particolare. Ecco, adesso ci vuole che enti in collaborazione con il comune facciano degli interventi strutturali importanti. Ed ora la cronaca, sono stati celebrati questa mattina a Jesolo i funerali di Roberto Basso, il tabaccaio ucciso nella sua abitazione. Amici e parenti si sono ritrovati nella chiesa di San Giovanni Battista a Jesolo Paese per dare un ultimo saluto a Roberto Basso, il 64enne tabaccaio ucciso nella sua abitazione in via Antiche Mura nella notte del 6 maggio. Fra le autorità presenti in prima fila il sindaco Christopher De Zotti con la fascia tricolore. Sul lato opposto, accanto al feretro, i familiari, la sorella Francesca, il fratello Andrea, i nipoti e i parenti. Consegniamo Roberto alla misericordia del Signore, ha detto Don Gianni Fassina. Siamo nella sofferenza. Ecco che questa lettura ci viene proprio a leggere in questo momento lo stato d'animo di voi familiari, in quale in questi giorni si sono accesi tantissimi fari sulla vostra famiglia, sulla morte di Roberto. In chiesa, per essere vicini un'ultima volta a Roberto, tanti lavoratori stagionali, i vicini commercianti e con loro anche le ex commesse. Tante persone che conoscevano bene il 64enne, una persona discreta che a Jesolo Mare ricordano con affetto. Roberto è una persona molto riservata, persona proprio però vicino, anche con il suo silenzio alle persone. E il silenzio di Roberto, la sua riservatezza è fatta proprio di rispetto, di vicinanza. Persona molto gentile, senza mai alzare la voce, una persona discreta, una persona accogliente, una persona generosa, sempre pronta ad aiutare. Le indagini in questi giorni proseguono serrate. I carabinieri stanno esaminando tutti i tabulati telefonici dei cellulari sequestrati, così come i movimenti del computer sequestrato in tabaccheria. Perlustrate anche le campagne adiacenti alla casa dove Basso viveva. Qualcuno nel frattempo ha portato un mazzo di fiori nella cassetta della posta, colma di lettere. È il giorno dell'addio e la famiglia, affranta in un composto dolore, si è unita per salutare un'ultima volta un uomo per bene, la cui morte è ancora un mistero. Nel Bellunese ora l'orso di passaggio in Val di Zoldo è tornato a cibarsi di miele dopo la scorpacciata di qualche giorno fa a Fornesighe. Nella scorsa notte il plantigrado ha colpito un altro apiario, stavolta in località Solagnotto, poco prima di Forno di Zoldo, e la beffa è che anche stavolta a farne le spese è stato lo stesso apicoltore danneggiato. Nella notte tra martedì e mercoledì la polizia provinciale riferisce che con ogni probabilità si tratta dello stesso esemplare. Ed è
tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi. La sigla subito dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.